numeri della Marca per la giornata di sperimentazione con la vaccinazione a chiamata della classe 1936, oltre 4.785 anni coinvolti. Il risultato servirà a dare il via libera al modello in tutto il Veneto. Ieri l'appello di Zaia ai volontari che vogliono dare una mano nella lotta al Covid. La risposta dei veneti è stata immediata, tra questi c'è anche una negoziante di Treviso. Disagi ieri sera in fiera a Padova, al punto vaccini si è formata una lunghissima coda che ha costretto molte persone ad aspettare la vaccinazione in piedi. Le scuse dell'ULSS 6: miglioreremo il servizio. Rogo in abitazione, paura ieri sera a Vicenza, coppia di coniugi si rifugia sul poggiolo per sfuggire a fiamme e fumo, salvati dai vigili del fuoco. Teatri ancora chiusi nella giornata mondiale dedicata proprio a loro, la parola agli artisti, speriamo di poter festeggiare in futuro la giornata del pubblico. Vicenza partecipa al bando per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2024. Non è un traguardo, dice il sindaco Rucco, ma un punto di partenza per il rilancio della città. Imparare ad usare lo smartphone e i cellulari per vivere meglio anche in tempo di pandemia. Domani alle 18:30 su Antenna 3 la prima puntata di Pillole di Digitale, lezioni in TV dedicate ad anziani e disabili. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Dunque domani nella Marca la prima sperimentazione di vaccinazione ad accesso libero. Quasi 5.000 gli anziani coinvolti. Le istruzioni e le raccomandazioni del direttore dell'ULSS 2 Benazzi e del sindaco di Treviso Conte. Sentiamo. Sono oltre 4.700 gli 85enni trevigiani chiamati domani a sperimentare per primi la vaccinazione con accesso libero. 4 le sedi in cui i nati del 1936 potranno ricevere il vaccino: Bocciodromo di Villorba, Foro Boario di Oderzo, Centro Culturale di Riese e Campo Fiera di Godega. Qui al mattino effettuerà un sopralluogo il presidente del Veneto Zaia. L'orario di accesso degli anziani andrà in base al mese di nascita, le 8 del mattino gennaio, le 9 febbraio, le 10 marzo e così via, con l'invito a spalmarsi durante l'intera ora e non assembrarsi all'inizio. Domani si prevede purtroppo una giornata che potrà essere piovosa. Allora mi raccomando, venite assolutamente nel mese a voi dedicato. Ci saranno gli operatori della protezione civile che avranno i numeri per cui nessuno perderà il posto, non servirà stare in coda. Se dovesse piovere state nelle vostre macchine, vi sarà dato il numero grazie alla protezione civile e vi chiameremo noi chiamando il numero quando è il momento della vaccinazione. In caso di marito e moglie, entrambi classe 36 ma nati in 2 mesi differenti, potranno recarsi a vaccinarsi insieme nella fascia oraria dedicata a uno dei due. Può farsi vaccinare anche l'accompagnatore, familiare o badante, a condizione che abbia più di 65 anni. L'ULSS 2 terrà a disposizione per ogni evenienza 8.000 dosi complessivamente. Agli anziani viene chiesto di presentarsi con il foglio dell'anamnesi già compilato. Se questo riuscite a farlo con i vostri figli, con il vostro nipote che vi dà una mano, eccetera, ci aiutate ovviamente a fare più veloci. Vi ricordo che di fronte a voi, che vi farà l'analisi, sarà un medico, per cui fidatevi di lui, perché è una persona che ha esperienza, quindi quando vi dirà può fare il vaccino vuol dire che si può fare il vaccino senza rischi. L'AstraZeneca funziona molto meglio nelle persone anziane che hanno ovviamente meno difese anticorpali, quindi hanno assolutamente nessuna reazione ma una maggiore difesa. Mobilitati dopo l'appello del presidente Zaia e del presidente ANCI Conte i sindaci. E il supporto delle amministrazioni comunali alle aziende sanitarie e alla regione è stato proprio quello di andare a contattare in modo puntuale telefonicamente tutti i concittadini del 1936, organizzando anche i trasporti attraverso il voucher del taxi piuttosto che servizi destinati proprio alle persone che hanno magari delle invalidità, proprio per agevolare anche il trasporto per quelle persone che hanno delle difficoltà a muoversi. Se la giornata avrà successo la si replicherà anche in altre province. Nel frattempo si attende l'attivazione del portale per le prenotazioni la prossima settimana. Già 45 i trevigiani che si sono offerti come volontari ai centri vaccinali, utili in particolare nell'inserimento dati e nell'accompagnamento degli anziani. Confermato l'arrivo di 18.000 dosi di Pfizer e oltre 5.000 di AstraZeneca, si è potuto infine approntare il calendario delle vaccinazioni per la prossima settimana, che presenta una novità. Saranno chiamati telefonicamente le persone diabetiche, quindi i diabetici. Andremo ad affrontare questa grande numerosità perché sono tantissimi, quindi inizieremo ad affrontare le persone diabetiche e quindi mettere in sicurezza questa importante fragilità. Ieri
l'appello di Zaia agli angeli del vaccino, volontari che vogliono dare una mano nella lotta al Covid e in meno di 24 ore si sono già fatti avanti in 45. Tra questi c'è anche una negoziante di Treviso che racconta la sua storia. Ero seduta come fa la stragrande maggioranza delle persone adesso sul divano a far niente. Stavo guardando il TG di Antenna 3 e la diretta di Zaia. In quel momento Zaia fa un appello e dice che cercano volontari per i centri vaccinali. Immediatamente, come il mio istinto, ho mandato una mail alla direzione della USL. Mi hanno risposto dopo un'ora e mezza. Abile e arruolata tra gli angeli del vaccino in tempi record, con tanto di lettera firmata dal direttore della prevenzione dell'ULSS 2, Stefano De Rui. È questa la storia di Nicoletta Nalin, titolare di una camiceria storica in centro a Treviso, oggi chiusa a causa del Covid e volontaria nel DNA. Imprenditrice e volontaria, sì, a 360 gradi. Nicoletta fa parte della protezione civile di Zero Branco e dell'EMPA, ma soprattutto è ambasciatrice a Treviso della Dinamo Camp, realtà che si occupa di organizzare momenti di svago per i bambini con patologie. Nicoletta scende di nuovo in campo, stavolta contro il Covid, una partita sia sanitaria che economica. Solo se si vaccina presto si potranno riaprire i negozi, compresa la sua camiceria. O ci capiamo sta cosa, che se ci vacciniamo riusciamo a partire, prova ne siano gli altri stati che l'hanno fatto e sono ripartiti. In attesa di capire quale sarà il suo compito e in quale centro vaccinale della marca, Nicoletta lancia un duplice messaggio. Soprattutto lancio l'appello, iscrivetevi, date una mano, fate un qualcosa e soprattutto vaccinatevi, per favore. E disagi e tensioni. Ieri sera in fiera a Padova al punto vaccini si è formata una coda lunghissima che ha costretto molte persone ad aspettare la vaccinazione in piedi all'aperto. Molte se ne sono anche andate, vediamo. Disagi tanti venerdì sera all'ora di cena e anche oltre al punto vaccini in fiera. Si sono accumulati ritardi fino a un'ora che hanno costretto alcune centinaia di cittadini, tra questi molti anziani, ad aspettare in piedi al freddo senza nemmeno una sedia o una panchina e un bicchiere d'acqua. Come documentato dalle immagini di Padova oggi, una serata da dimenticare. Verso le 21 sono intervenute le forze dell'ordine per calmare i presenti che si erano molto infastiditi e con loro anche gli operatori sanitari. Molti cittadini, vista la coda, se ne sono andati, rinunciando a vaccinarsi. Altri temevano di perdere la prenotazione e hanno resistito. Le sedie sono arrivate, ma da casa di alcuni dei cittadini in coda. Nonostante il ritardo di un'ora, l'ULSS Euganea ha garantito di riuscire a terminare tutti i prenotati nel corso della serata. Fuori dal parcheggio del padiglione 6, la coda è arrivata anche fino in via Tommaseo, di fronte al comando provinciale Carabinieri. E record di vaccinazioni, 6.500 nella giornata di venerdì nel territorio dell'ULSS 6 Euganea. I vertici della sanità si sono scusati proprio per le code al punto vaccini di fiera che avete appena visto. Mai più persone anziane in coda di sera in piedi all'aperto per vaccinarsi. L'ULSS 6 corre ai ripari dopo le lunghe file di venerdì sera fuori dal punto vaccini al padiglione 6 della Fiera di Padova. Spiace anche vedere appunto quello che è successo, ma stiamo di fatto appunto rimodulando, comunque anche riorganizzando anche la parte esterna proprio per cercare di alleviare al massimo i disagi che chiaramente appunto questi anziani hanno. Occorre rilevare, questo è un problema che ho sentito anche in altre parti del Veneto, che molti appunto purtroppo arrivano anche molto prima e questo determina chiaramente anche una ressa maggiore. Persone di tutte le età che si sono presentate e continuano a farlo anche 2 ore prima dell'appuntamento. Anziani con patologie che magari ne rallentano i movimenti e che vengono seguiti con maggiore cura dal personale sanitario. Comunque in fiera verrà ampliato il parcheggio e rinforzato il servizio accoglienza. Ovviamente avendo aperto a una popolazione anziana che può essere più o meno sana, i 79enni, i 78enni, in maniera casuale, perché chiaramente si iscrive la persona che vuole iscriversi. Questo determina ovviamente una non conoscenza a priori della situazione clinica della persona. 6.500 intanto i vaccini somministrati nella giornata di venerdì dalla ULSS Euganea, un record veneto.
In settimana si concretizzerà l'accordo per la vaccinazione per mano dei medici di base. Darà manforte anche l'ospedale con un altro punto vaccini. A Via San Massimo aggiungiamo domani quello presso la cardiologia, sono punti nostri flessibili, no? Cioè sono punti che si attivano nella misura in cui l'azienda 6 ha necessità di ampliare quello che è appunto il range vaccinale. 600 persone tra medici e infermieri sono impegnate in questi giorni a vaccinare i padovani. In fiera perfino 3 primari, che però ci tengono a mantenere l'anonimato dietro la mascherina. Ed è stato presentato questa mattina anche il nuovo centro vaccinale dell'ULSS 3 a Piazzale Roma. Da lunedì anche il centro storico di Venezia avrà la sua sede vaccinale che si va ad aggiungere alle altre dell'ULSS 3 Serenissima, e raggiungerla è davvero molto comodo perché è situata proprio qui a pochi passi da Piazzale Roma. Un'area di grande accessibilità soprattutto per anziani e disabili di fronte alle fermate dei vaporetti con ingresso da Rampa Santa Chiara. Qui noi contiamo di fare 400-500 persone al giorno. Andremo, considerate le caratteristiche della sede, anche a sgranare, a dilazionare nel tempo le persone in modo tale da garantirgli anche quel comfort nell'attesa necessario a delle persone anziane. Va ad aggiungersi all'altra parte della città, cioè all'ospedale civile in cui abbiamo vaccinato e stiamo continuando a vaccinare. Per quest'area insulare abbiamo previsto appunto anche alcune specifici punti, però non continuativi, a spot come quello oggi di Burano e domani a Pellestrina, dove vaccineremo tutti gli ultra ottantenni. Il punto vaccinale è situato in una palazzina appena restaurata destinata a ospitare la Banca Popolare di Sondrio, che però in questa fase ha rinviato il proprio ingresso nei locali per metterli al servizio della comunità. Il nostro è un piccolo contributo. Venezia fa, come abbiamo visto, i 1600 anni di fondazione, così come la nostra banca fa i 150 anni. Il centro è attrezzato anche per poter accompagnare chi ha problemi di deambulazione o è impossibilitato a fare le scale. L'ULSS 3, che fa sapere di essersi attivato per rendere le linee di prenotazione più efficienti riducendo i tempi di attesa, dopo i problemi dei giorni scorsi, lancia un messaggio. Iscrivetevi, prenotatevi, i posti ci sono, contattate tramite web l'azienda o tramite CUP e lì troverete una risposta nei prossimi giorni per la vaccinazione. Ed il Partito Democratico regionale chiede un cambio di passo sulla gestione delle vaccinazioni. Le parole del capogruppo a Palazzo Ferrofini, Giacomo Possamai. Già è difficile pensare ad un paese in cui la campagna vaccinale viene gestita in maniera diversa da regione a regione. In Veneto abbiamo addirittura campagne vaccinali diverse da ULSS a ULSS. Continuano ad arrivare decine, centinaia di segnalazioni di persone che si aspetterebbero di essere vaccinate e che non vengono vaccinate. Serve un'inversione di tendenza, serve da parte della regione una regia chiara, servono regole definite che siano uguali in tutto il territorio del Veneto. Facciamo quindi un appello alla regione, al presidente Zaia, perché la preoccupazione sul territorio, la preoccupazione dei cittadini che si aspettano di essere vaccinati sta crescendo. Un altro lutto a Carmignano di Brenta dopo la recente scomparsa del sindaco Alessandro Bolis. Dopo alcuni giorni in terapia intensiva, mancato a causa del Covid, il parroco di Camazzole, don Gianfranco Mazzon. Non ce l'ha fatta don Gianfranco Mazzon, da oltre 25 anni parroco di Camazzole di Carmignano di Brenta. Era ricoverato in rianimazione a Cittadella dopo i sintomi da Covid. Don Mazzon, 78 anni, si era messo subito in isolamento domiciliare dopo che il confratello, il parroco di Carmignano di Brenta, don Egidio, con il quale pranzava spesso in canonica, era risultato positivo al Covid. La malattia si era manifestata dopo qualche giorno anche per don Mazzon, costringendolo al ricovero in terapia intensiva a Cittadella. Prima del suo servizio pastorale a Camazzole, don Gianfranco, che era originario di San Giorgio in Bosco, aveva svolto il suo ministero a Quinto Vicentino. Un altro lutto di una personalità importante per il paese di Carmignano, dopo la recente scomparsa del sindaco Alessandro Bolis. Quasi di certo, don Mazzon verrà sepolto come da sua volontà a Camazzole, tra la sua gente che ha servito per più di un quarto di secolo.
Ed ora linea alla regia, qualche istante di pubblicità. A tra poco. E rieccoci in diretta con il TG del Veneto, siamo alla pagina della cronaca. Ora terribile incendio distrugge un appartamento a Vicenza, i proprietari salvati dai vigili del fuoco. Fiamme e tanto fumo, notte di terrore per i residenti di una palazzina in via Lussemburgo a Vicenza, coppia di coniugi salvata dai vigili del fuoco. Sono le 3:30 di sabato, fuori ancora notte fonda, quando l'incendio divampa all'interno di un appartamento al terzo piano, a svegliare marito e moglie all'interno e il crepitare delle fiamme. Pochi secondi per capire quello che sta succedendo e raggiungere il poggiolo per trovare rifugio, ed è lì che li trovano i vigili del fuoco arrivati con 4 automezzi, tra cui l'autoscala con la quale portano in salvo la coppia. Assistiti dal personale sanitario del SUEM, entrambi sono stati portati all'ospedale San Bortolo per ulteriori controlli per aver respirato del fumo e qualche bruciatura ad un braccio. I vigili del fuoco intanto hanno avuto ragione dell'incendio, ma il fumo ha danneggiato l'intero appartamento, reso al momento inagibile. Danni da fumo anche per il vano scale all'esterno del condominio, ma fortunatamente nessun danno strutturale. Gli altri residenti inizialmente evacuati hanno potuto far rientro nei propri appartamenti. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Anche oggi è andata in scena a Venezia una protesta. A scendere in campo sono stati i lavoratori delle maestranze dello spettacolo, circa 500 i manifestanti. Vediamo. Non esiste uno strumento di tutela del reddito, non esistono i diritti più basilari come la malattia, la maternità, la paternità, e ci sono gravissimi problemi di lavoro nero che vanno sanati con la partecipazione e la sensibilizzazione delle istituzioni. Questi i motivi alla base della manifestazione delle maestranze dello spettacolo giunte da ogni parte del Veneto, che hanno deciso di far sentire la loro voce con una protesta a Venezia. Si sono riuniti a Piazzale Roma, ai piedi del ponte di Calatrava, per poi dirigersi verso il Ponte della Libertà con lo scopo di bloccarlo. Dal tronchetto sono usciti 2 mezzi pesanti da cui sono stati scaricati i bauli che hanno creato una muraglia. Circa 500 i manifestanti sono rimasti lì per 20 minuti, lasciando aperta la corsia d'emergenza per garantire il transito dei mezzi, quindi senza creare troppi disagi alla circolazione. In questa giornata di blocco, tantissime tipologie di professionisti dello spivatti col baule! Noi chiediamo non proprio di poter lavorare, ma di approfittare del momento di ferma per riformare completamente il mondo dello spettacolo, che ha tutti i problemi possibili e immaginabili, e noi li vogliamo risolvere. Il settore delle sarte di scena è un settore prettamente femminile che differenzia sia da un punto di vista contrattuale che di salario per quanto riguarda i comparti che sono prettamente maschili, oppure anche differenziazioni subito a livello contrattuale, quindi magari i colleghi vengono subito inquadrati con un contratto a tempo determinato o indeterminato, mentre il nostro settore prima di arrivare a questo deve veramente passare anni, devono passare anni e anni. Teatri ancora chiusi proprio nella giornata mondiale a loro dedicata. Le parole degli artisti: speriamo di poter tornare a festeggiare presto la giornata del pubblico. Vediamo com'è andata a Vicenza. Il teatro è come l'amore, non si impara, si fa. Ed allora in questa giornata mondiale dedicata al teatro noi vogliamo sperare che il prossimo anno qualcuno cambi il suo titolo. Vorremmo che si chiamasse la giornata mondiale del pubblico. Un auspicio, una speranza, una grande attesa, quella del ritorno del pubblico in questa giornata mondiale del teatro, perché il pubblico ancora non è dato sapere quando potrà varcare la soglia del Teatro Comunale di Vicenza o del Teatro Olimpico, il più antico teatro coperto al mondo. E in questa giornata, che avrebbe voluto vedere sul palco muoversi attori e ballerini, indirettamente è il pubblico il protagonista. Non vedo l'ora di ascoltare qualcuno che con la sua voce mi racconti una storia, per dire, seduto là in fondo, chissà come sarà quell'attore visto
da vicino. Quel pubblico che ride, applaude ed è partecipe, fondendosi con chi sta sul palco. È impossibile per il teatro fare uno spettacolo senza il pubblico, visto che lo compone. Per me la cosa più mancante, più manchevole sono le persone, quindi sia il pubblico durante gli spettacoli, sia le persone con cui lavoro molto a tu per tu, poi molto a stretto contatto. E restiamo a Vicenza perché il capoluogo Berico partecipa al bando per la candidatura a capitale italiana della cultura 2024. Se si impegnano a fare qualcosa di serio e fatto bene, servirà senz'altro a una città che ne ha bisogno, ma che ha anche molte cose bellissime da far conoscere, da far vedere. Le bellezze ci sono, sì, va bene, potrebbe andare. La bellezza c'è e il progetto anche. Pronta a cogliere la sfida, Vicenza propone la propria candidatura come capitale italiana della cultura per il 2024. L'iniziativa rientra in un programma di più ampio respiro volto a rilanciare la città dal punto di vista culturale e turistico, dopo le difficoltà del periodo pandemico, coinvolgendo diversi interlocutori. La nostra amministrazione, da quando è arrivata, ha voluto creare un filo diretto con tutte le realtà e le forze del territorio, non solo quelle culturali naturalmente che sono protagoniste della capitale della cultura, ma anche le forze imprenditoriali, le forze legate al turismo, all'impresa, quindi tutta una serie di ambiti che vengono messi insieme per far squadra, per dare anche la prospettiva di un rilancio culturale e turistico a Vicenza e, se vogliamo, anche di rigenerazione urbana. E se il 2023 vedrà la designazione d'ufficio di Bergamo e Brescia come riscatto per le vicissitudini vissute in quest'anno, nel 2024 si entrerà nel vivo della competizione. Intanto per fine maggio saranno annunciati sia la governance di progetto che il comitato di indirizzo, così come il programma e il piano industriale che porterà alla redazione del dossier di candidatura. Restauratori al lavoro all'interno della Basilica del Santo a Padova. Parte il cantiere di restauro degli affreschi opera di Giotto dell'arco d'ingresso della cappella di Santa Caterina, detta anche delle Benedizioni. I dipinti databili agli inizi del 300 rappresentano 8 mezzi busti di sante dentro a quadrilobi alternati a motivi decorativi in stile gotico. Un intervento di restauro che gli studiosi avevano sollecitato già dal 1969, che ora è stato reso possibile dalla Delegazione Pontificia della Basilica, dalla Soprintendenza, dalla Fondazione Cariparo, da Comune e Università di Padova. L'intervento è estremamente delicato, le pitture di Giotto in più punti si sono sfaldate e parzialmente distaccate. Ed ora un appuntamento su Antenna 3 domani, la prima puntata della rubrica Pillole di Digitale, le lezioni in TV dedicate ad anziani e disabili per imparare a usare lo smartphone ed il digitale, prenotare una visita online, parlare con i nipotini su FaceTime, navigare su internet, mandare un messaggio su WhatsApp, utilizzare delle app. Pillole di Digitale andrà in onda su Antenna 3 da questo weekend, la domenica alle 13:30 e il martedì alle 11:40. Vi ricordo infine che torna questa notte l'ora legale, esattamente alle 2 scatterà il cambio dell'ora, le lancette degli orologi si dovranno quindi spostare in avanti di un'ora. L'ora di smartphone, tablet, computer e di qualsiasi dispositivo connesso a internet si aggiornerà automaticamente. Ed è tutto per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Buon proseguimento con Antenna 3. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica in aumento, ma non si esclude ancora qualche fenomeno nella giornata di domenica 28 marzo. Diamo uno sguardo più approfondito alla situazione. Sul Veneto avremo generali condizioni di bel tempo con un ampio soleggiamento e solo con qualche addensamento e occasionali piovaschi sui rilievi. Sarà più asciutto invece altrove. Temperature ancora in graduale aumento, minime tra 2 e 7 gradi, massime invece tra 10 e 18 gradi all'incirca.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il tempo, vedete, sarà instabile, con alternanza di momenti asciutti ad altri con qualche precipitazione a carattere sparso. Temperature minime tra 3 e 9 gradi, massime sugli 11-14 gradi. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove di fatto non cambia lo scenario, tanto sole, cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime intorno ai 6-7 gradi, massime sui 18 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3.